Eccoci qua amici, una nuova avventura, stagione balneare aperta e dobbiamo arrangiarci come possiamo. Quindi uno speciale rock fishing distante dal caos, distante da tutti e vediamo un po' come va in questa nuova avventura di Surfcasting GBT Liguria speciale rock fishing in Liguria. Eccoci qua nel reparto esche di quest'oggi, abbiamo tutte esche naturali, Bibi, sta finendo di scongelarsi, purtroppo il fermo biologico non ci permette di averlo fresco, quindi scongeliamo gli avanzi che ci sono rimasti a casa, e Murici, questi conchiglioni che possiamo trovare sia in vendita online che nelle pescherie. Innesco misto, base di Murice, bella dura, avvolto da un bibi un po' più succoso, attirante. Vediamo di fare il possibile. Eccoci qua, siamo andati a sgusciare 3 murici, ho aperto un grosso bibi di coffa e qua davanti ho il necessario: ami 0,35, ago con l'occhiello, filo elastico. Adesso vado a preparare un bel innesco e ve lo faccio vedere. Eccoci qua, dopo alcuni minuti di lavorazione ho fatto passare prima i 3 murici ben schiacciati, filo elastico, poi ho aperto il bibi come avete visto, ce l'ho avvolto sopra come un salsicciotto, filo elastico di nuovo, ho lasciato ancora la sabbia del bibi di coffa, come si può vedere, in modo tale che quando cadrà quest'esca, che è veramente importante, quindi un'esca da far lavorare per un po' di tempo, farà più nuvola possibile. Sotto i murici hanno un odore fortissimo, sono di grande consistenza, quindi i pesciolini magari andranno ad attaccarla ma faranno molta fatica. La base sopra di bibi ancora con un gusto differente, ancora con dei succhi differenti di rilascio, quindi una super esca. Qua ci vuole un super pesce però amici. Eccoci qua, visto che sarà una pesca muscolare di preparazione e poi di tanta attesa, preferisco lanciare una canna alla volta. Abbiamo visto come la lavorazione degli inneschi è molto faticosa, quindi perdiamo del gran tempo. Appena si prepara un'esca si lancia. Adesso preparerò la seconda e lancerò anche la seconda, a differenza della spiaggia che magari si preparano tutti gli inneschi prima e si lancia contemporaneamente. Qua bisogna prendersi il tempo che serve e avere pazienza, una cosa alla volta. Visto il mare di quest'oggi, uso direttamente un mini trave già creato dalla Colmic, un piombo plastificato M2 della Fonderia Roma, plastificato dello stesso colore dei sassico qua attorno, plastificato in modo tale che quando lo recupero e va a sbattere contro le rocce non si rovina. Una finezza in più, 0,40,
0,35 fluorocarbon amo del 2-0. Una prima tocca sulla canna di sinistra e questo è il risultato. Terminale tagliato di netto, si vede che qualche grongo murena è ancora nei paraggi. Recuperiamo anche la seconda e ci torna indietro così. Il nostro innesco sicuramente gradito. Adesso lo cambiamo e rilanciamo. Eccoci qua, sono le 9, inizia una pioggerellina leggera, cosa che se fossimo in spiaggia ci farebbe veramente piacere, ma qua in scogliera rende tutto più difficile, quindi passi lenti, attenti, facciamo attenzione dove mettiamo i piedi. Piccole accortezze, quando lanciamo a rock fishing cerchiamo di non recuperare come si fa in spiaggia per distendere il terminale o per controllare il fondo. Un fondale così accidentato, pieno di scogli, potrebbe farci immediatamente fare incagliare il piombo, quindi prima accortezza, mai recuperare, cercare il più possibile di lasciare lì fermo il nostro piombo e la nostra esca. Un'altra tocca maligna sulla canna di destra e anche questa volta ci hanno fregato. Cambiamo velocemente l'esca e rilanciamo. Quasi le 10, tanta presenza di pesciolini, sempre una base di murici belli sanguinolenti e succosi. Questa volta non giro il bibi, lo uso così com'è, sempre filo elastico, e questo sarà il prossimo innesco. Davano un peggioramento del tempo nel pomeriggio, ma il tempo che non si fa aspettare, sta caricando anche un po' di vento, il mare sta aumentando, le nostre esche stanno anche per finire, mi rimangono più 2 murici e qualche pezzo di bibi congelato, quindi ultimo innesco, ultimi lanci. Quasi le 11, me la provo con l'ultimo lancio, ultimo innesco. Questa volta 2 murici avvolti da un bibi girato. Eccoci qua, battuta terminata anche questa volta. Attaccato anche parecchio vento e parecchio mare che trascinava il nostro piombo in giro, è andato a incagliarsi anche. Quindi una situazione che favorisce il nostro rientro a casa sicuramente. Abbiamo visto qualche innesco particolare per la ricerca della big che purtroppo quest'oggi non è venuta a farci visita. Ci riproveremo,
Adesso vado a casa a pensare qualcosina per le prossime avventure. Voi continuate a seguire il canale, continuate a iscrivervi al canale, mi raccomando amici, perché le avventure, come vi dico sempre, non finiscono mai.